Il grido d'allarme, l'ennesimo per la sanità bellunese, arriva dai comitati per la salute a pochi giorni dall'approvazione delle schede sanitarie e riaccende forte una battaglia senza esclusione di colpi. I numeri dicono e confermano le nostre preoccupazioni, il nostro grido di allarme. Sono infatti intollerabili le schede che hanno fatto. 8 primariati meno a Belluno, Pieve Agordo svuotati completamente, Feltre declassato, così come il centro di Lamon che si riduce a centro di riabilitazione di interesse provinciale. Di fronte a questi dati qua, che sono incontestabili, perché possono venire a confronto quando vogliono, questi sono i dati incontestabili, io invito loro a fare una riflessione, hanno tradito la montagna. È un attacco immotivato, ma capisco la strumentalizzazione politica. Non c'è nulla che riguarda la sanità, è tutto una battaglia politica probabilmente per avvicinarsi alle elezioni a parte di qualche ex consigliere regionale, di qualche sindaco. Nessun ospedale è stato chiuso, come qualcuno diceva, questi comitati farneticanti, ma alla fine abbiamo anche potenziato delle realtà. Questo non è il momento in cui dichiararsi sconfitti, questo è il momento in cui chiedere ai due direttori generali dell'ULSS 1 e dell'ULSS 2 di lavorare con il materiale che gli è stato dato. Occupare tutti i posti che devono essere occupati, mettere in sicurezza il punto nascite di Pieve di Cadore e garantire il primario di psichiatria. Questi, secondo Reolon, i temi più urgenti sul tavolo del direttore generale dell'ULSS 1 che deve iniziare a dialogare con Feltre, altrimenti, afferma l'esponente del PD, saremo cancellati e finiremo sì sotto Treviso. Noi dobbiamo avere un ospedale unico ma dislocato su più sedi. Se ragioniamo di singoli ospedali sono tutti insufficienti, nessuno è motivato a reggere. È sbagliato, voglio dire, creare preoccupazioni di questo tipo, soprattutto in un momento di grande difficoltà delle famiglie. Se è una cosa che è andata bene a livello regionale, per la provincia di Belluno è proprio la sanità. Parole che non convincono per nulla i comitati, che parlano di tradimento della montagna. Quello che ci dispiace è che i nostri rappresentanti, al posto di essere dalla parte nostra, sono contro di noi. La battaglia che bisogna fare adesso, ed è un pezzo che lo dico, è quella di andarsene da questa regione, andarsene via.